E niente, ricomincia il campionato, noi tifosi non vedevamo l'ora, diciamo, meno male, ci vediamo la partita, stasera ci vediamo la partita della mia squadra del cuore. Non è proprio così, non è proprio così perché non è più come prima, cioè fino all'anno scorso tu avevi speso dei soldi per vedere una partita di calcio, sapiva la faceva e te arriva, invece a capire la fa. A capire il tu devi tenere la piattaforma giusta, quindi diciamo oltre a cacciare i soldi devi tenere pure un poco mazzo che hai individuato, hai comprato la piattaforma giusta, perché fino all'anno scorso avevamo Sky, il colosso mondiale, cioè noi siamo proprio sicuri, cioè io ero più sicuro di Sky che tipo della famiglia mia, dei figli miei, cioè io tenevo Sky. Niente, mo Sky si è accapputtato, Sky è rimasto un po' più stomaco, cioè io tengo questo Sky per la casa e non so come la già fa, cioè Sky è diventato uno Sky per la Juve, diciamo, e non so cosa farmene. Dice però levatelo, scusami, chi te l'ha detto a te di tenerlo, non mi posso trovare perché io sono tifosissimo, l'Europa League lo fa solo su Sky, quindi me la già mantenere, cioè ma già mantenere su Sky, che non so che me la già fa, ma me la già aspetta solo per il giovedì, insomma me la già tenere, è solo per il giovedì, è tipo i salumieri, cioè io ho Sky solo per il giovedì, perché serve DAZN, quindi DAZN che io l'era mandato in processo perché non serviva a niente, perché c'ha questa caratteristica meravigliosa DAZN, si vede una merda, invece adesso lo devi rivalutare, devi chiedere pure scusa DAZN, io me ne pento ma ti vorrei riavere, quindi tu hai cacciato i soldi per Sky e DAZN, ad un certo punto pensi, scusa ma io sto cacciando più soldi con il presidente del Napoli per comprarsi Juan Jesus, a questo punto mi ho cattato a Juan Jesus che mi dicono che può stare bene sia al centro che a destra, o mette pure a sinistra, uno mi hanno affiso il vizio per dentro la casa e mi ho cattato. È una situazione non facile, ero uno svago prima il calcio, ma devo andare a faticare. Poi diciamo a un certo punto si fa o puzzulle canne, mangia una cosa e si va qua. Cioè, perché tu pigli da zona e che lui si blocca pure ti fa schiattare dentro lo stomaco. Poi diciamo uno si fa puzzulle. La pezzogna, se non ti piace la puzzulle canne, si fa la pezzogna, si mangia una cosa e si va a dormire via. E poi dice, ma poi si fa su, nel senso, forza Napoli sempre.